Violenta rapina in una pizzeria di via Bafile a Jesolo, banditi armati di pistola assaltano il locale, titolare picchiato, moglie e figlio piccolo chiusi in uno sgabuzzino, bottino di 100.000 euro chiusi in cassaforte. Misure antiterrorismo iniziati, lavori di posa dei blocchi di cemento antisfondamento in piazzale Roma a Venezia, sono una delle misure straordinarie in vista dei grandi eventi da regata storica a Mostra del Cinema. Cittadino turco si sporge dal parapetto della sala partenza dell'aeroporto Marco Polo e si lascia cadere nel vuoto davanti ai passeggeri. Shock stamane allo scalo, l'uomo gravissimo ma vivo. Vaccini obbligatori, tempi stretti e regioni che viaggiano in ordine sparso. Anche in Veneto la prossima settimana sarà decisiva per stabilire come ottemperare alla legge Lorenzin. Crollo dell'artigianato delle botteghe in Veneto in 8 anni, perse quasi 15.000 realtà, crisi e burocrazia le cause. Da Treviso l'appello di Confartigianato, cambiare la mentalità delle scuole per formare i giovani. Autocisterne in fiamme a San Bonifacio nel Veronese, i vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per mettere in sicurezza l'area, bonificare la zona e rimuovere i mezzi. Continua a far discutere il progetto del megacentro commerciale a 2 Carrare a 2 passi dal Castello del Cataio, appelli per referendum, attacchi illustri su Facebook, ma la svolta ancora non arriva. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. Questa è la prima edizione dei nostri telegiornali che, come avete visto e sentito dai titoli, si apre con la cronaca di un violentissimo assalto armato da parte di 2 banditi nella tarda serata di ieri a Jesolo, in via Bafile, in pieno centro, nella via più nota di Jesolo Lido in questa stagione estiva, come sappiamo meta di tanti turisti. Un assalto armato con pistola in una pizzeria, un assalto violento, titolare picchiato, la moglie e il figlio del titolare chiusi in uno sgabuzzino. Indagini dei carabinieri che sono ovviamente in corso alla caccia dei responsabili. Allora, per tutti i dettagli ci colleghiamo in diretta telefonica con Daniela Sizia che si trova per noi a Jesolo. Buongiorno Nicola e buongiorno anche ai telespettatori. Una violenta mattina, come hai detto tu, veramente violenta, ieri sera a Jesolo. 2 i banditi armati, uno di pistola, l'altro di taser, hanno fatto irruzione nel ristorante Pizzeria Atmosfera in via Bafile. Minuti di vero terrore per il titolare, la moglie ed il figlio di appena 7 anni. I malviventi pronti davvero a tutte, molto violenti, hanno aggredito e picchiato il proprietario. Poi, sotto la minaccia delle armi, si sono fatti aprire la cassaforte, un bottino che potrebbe aggirarsi intorno ai 100.000 euro. Dei 2 banditi solo uno aveva il volto travisato. Per coprirsi la fuga i criminali hanno trascinato l'uomo insieme alla moglie ed il piccolo all'interno di una delle stanze del ristorante. Qui li hanno rinchiusi, poi si sono portati via le chiavi del locale e anche il cellulare della vittima per impedirgli di chiedere aiuto. Infine si sono dati alla fuga nella notte. Fortunatamente la moglie e il figlio non hanno subito alcuna violenza, ma come vi avevo detto invece il titolare ha riportato una ferita alla tempia e alla parte sinistra del volto. Subito è stato lanciato l'allarme, appena si sono liberati, sono scattate immediatamente le indagini dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di San Donà, che si avranno ovviamente anche delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza per salire agli autori. Intanto a Jesolo, turisti, fra turisti e cittadini, il clima è davvero teso ed ovviamente dopo questo gravissimo fatto regna la paura. È caccia ai banditi e da Jesolo è tutto. Se non hai domande la linea a te, Nicola. Grazie Daniela Sizia, ovviamente tutti i dettagli e i servizi su questa vicenda questa sera a partire dalle 19 nel nostro notiziario di Venezia e anche nel TG del Veneto a partire dalle 18:30. Noi restiamo però in provincia di Venezia e andiamo proprio a Venezia perché ieri sera sono iniziati i lavori di posa delle cosiddette barriere antisfondamento, i blocchi di cemento, i cosiddetti New Jersey, che vengono posizionati ormai in tutto il Veneto in questi giorni, soprattutto nei grandi centri per gli eventi e una misura ovviamente antiterrorismo. Sono le barriere posizionate alle porte di Venezia in piazzale Roma. Allora, in collegamento da Venezia per vedere con noi queste barriere architettoniche, collegamento telefonico la nostra Tiziana Bolognani. Tiziana. Sì, buongiorno da Piazzale Roma a Venezia, dove sono state installate nella notte le barriere antiterrorismo che da oggi accolgono i turisti già dalla rampa che mette
proprio in Piazzale Roma, blindate in ogni suo angolo per evitare attentati come quelli accaduti a Barcellona, Nizza e Berlino. Sono perciò diventate ufficialmente operative le misure antiterrorismo messe a punto dall'ordine e alla sicurezza pubblica di mercoledì, a pochi giorni dall'avvio della Mostra del Cinema di Venezia, della regata storica e del premio Campiello. Vi devo dire che la gente pare indifferente a questa nuova disposizione logistica di Piazzale Roma, mentre le barriere stanno provocando qualche inevitabile disagio al traffico, che questa mattina è rallentato verso i parcheggi multipiano posti all'ingresso del capoluogo lagunare. Ci sono gli agenti della polizia locale che stanno regolamentando il traffico, l'afflusso delle auto, che in questo momento, nel momento in cui vi parliamo, non è proprio intenso. Controlli elettronici per la sicurezza anche all'ingresso del Ponte della Libertà, dove gli occhi delle telecamere possono ricavare ogni informazione utile a individuare e identificare tutti i veicoli in arrivo e partenza. A proposito di sicurezza, dobbiamo dirvi che questa mattina c'è stato trambusto all'aeroporto Marco Polo per una persona, pare di nazionalità turca, che per motivi sconosciuti si è lanciato da una balconata esterna dell'aerostazione, precipitando per circa 7 metri. L'uomo è stato soccorso e trasportato all'ospedale in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono stati i viaggiatori a dare l'allerta e i primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco con gli agenti della polizia di frontiera. Sembra che l'uomo fosse in possesso di un biglietto aereo per Parigi e che sarebbe dovuto partire ieri sera, cosa che evidentemente non è stata. Se non avete domande da studio vi restituisco la linea questa sera per gli aggiornamenti. Grazie a Tiziana Bolognani per tutte queste novità. Adesso noi lasciamo la cronaca e parliamo dei vaccini obbligatori a scuola. I tempi sono sempre più stretti e le regioni in Italia stanno viaggiando in ordine sparso con i loro strumenti. Anche in Veneto sarà la settimana decisiva per stabilire come ottemperare alla legge Lorenzin, ed evitando quindi il caos che si profila però all'orizzonte. Vaccinazioni obbligatorie per l'iscrizione scolastica, anche se il Ministero della Salute annuncia una linea soft per il primo periodo definito di rodaggio e a livello nazionale si contano 600.000 tra bambini e ragazzi privi della copertura prevista dalla legge Lorenzin. Tra le regioni regna il caos e si viaggia in ordine sparso, quantomeno per le modalità attraverso le quali ottemperare ai nuovi obblighi. In Veneto la Regione ha inviato ieri pomeriggio alle aziende sanitarie le indicazioni su come procedere, che verranno quindi studiate e recepite dal lunedì. Parallelamente a Venezia si sta lavorando al ricorso da presentare alla Corte Costituzionale contro la legge che obbliga a sottoporsi a 10 vaccinazioni gli alunni di materne ed elementari. Una replica del ricorso già presentato al medesimo provvedimento in forma di decreto. Nel frattempo la legge è legge e quindi entro il 10 settembre le famiglie devono presentare alla scuola materna la documentazione che attesta l'avvenuta vaccinazione, pena la mancata iscrizione. Scadenza che slitta al 31 ottobre per le scuole dell'obbligo. Lunedì è previsto in Regione un confronto tra gli assessorati coinvolti, istruzione e sanità, per poi portare martedì il tema all'attenzione della Giunta. Nella sola ULS 2, marca trevigiana, i bambini scoperti sono circa 1.300 su 22.000 che frequentano nidi e scuole d'infanzia. I richiami alla profilassi partiranno proprio dai più piccoli, per proseguire poi con i 9.000 delle elementari e infine i 18.000 adulti tra insegnanti e personale scolastico. Allora l'economia, con i dati della CGIA di Mestre che indicano quanto abbia colpito la crisi nel settore delle piccole imprese, 14.800 realtà perse negli ultimi 8 anni, ma anche l'ottimismo di Confartigianato che nell'aumento dei consumi industriali vede i primi segnali di ripresa. Artigiani che ora però ammoniscono, ora serve ripensare le aziende iniziando dai nuovi assunti. Sono oltre 14.000 le imprese artigiane che hanno chiuso in Veneto. Il dato è stato elaborato dall'Associazione Artigiani di Mestre, un dato che parte dal giugno del 2009 e include anche il piccolo commercio di vicinato. Il calo più evidente riguarda l'autotrasporto con un meno 30% di partite IVA, seguito dagli edili e dai falegnami con un 27% di attività in questi ultimi 8 anni. Questa è la situazione, mentre proprio in questo 2017 alcuni indicatori danno invece segnali positivi, come ad esempio il consumo di energia elettrica per fornitura industriale, aumentate in questi
questi ultimi mesi, ma non solo. La presenza di cartelli con la scritta "Assumiamo" iniziano a spuntare in diverse parti del Veneto e della Marca, come è capitato lungo strada Ovest a Treviso. Qui però la ripresa richiede un cambio di mentalità non solo dell'artigiano, ma di tutto il sistema che gli ruota attorno, iniziando dalla formazione dei collaboratori. Dobbiamo riprendere il collegamento tra la scuola che forma i giovani e soprattutto le imprese che hanno bisogno di manodopera. Quindi oggi, ripeto, nel nostro territorio abbiamo il paradosso dei giovani disoccupati e delle imprese che cercano lavoro. La risposta per Confartigianato Treviso è spingere perché oltre ai banchi i giovani inizino subito a frequentare officine e laboratori. Dobbiamo fare uno sforzo tutti, il sistema della formazione professionale soprattutto, noi il sistema delle imprese, favorire che ci siano tante imprese che possano ospitare nell'alternanza scuola-lavoro i giovani per trovarli pronti poi nella filiera occupazionale. Indicazioni che contrastano con quelle che in molte famiglie è l'aspirazione di tanti padri nei confronti dei figli. Ma non è che poi ci siano i genitori che dicono mio figlio che va a fare l'operaio, deve essere un laureato, no un operaio, non va a sporcarsi le mani. Sì, ecco, questo è un elemento culturale che abbiamo visto nel passato, dove tanti giovani hanno scelto più la strada del liceo piuttosto che quella delle scuole professionali. Oggi dobbiamo dire che gli operai che si sporcano non esistono quasi più. Oggi gli operai di un tempo non esistono più, l'operaio generico fa fatica a trovare un'occupazione perché è stato sostituito dalla macchina. Dobbiamo capire che quella è la strada, o le imprese usano la tecnologia e sono competitive, o altrimenti non c'è più spazio neanche sul mercato. Allora la politica, perché continua a far discutere il no da parte di Roma all'uso della tessera elettorale per il prossimo referendum del 22 ottobre, quello sull'autonomia del Veneto. Prima comunicava poco o per nulla, ora lo fa e scatena una bufera politica. Il Ministero dell'Interno avrebbe deciso di non consentire l'uso della tessera elettorale che ogni avente diritto al voto deve esibire al seggio assieme al documento di riconoscimento. Il motivo del presunto diniego è un mistero, ma tanto è bastato per fare gridare allo scandalo per l'ennesimo tentativo del governo centrale di boicottare il referendum sull'autonomia del Veneto. Se confermato si tratta di un problema organizzativo non da poco, perché servirà comunque una certificazione dell'avvenuto voto e dai palazzi della Regione si sta lavorando per escogitare assieme alle prefetture una soluzione tampone. Tutto questo oramai a meno di 60 giorni dal voto, che ricordiamo essere fissato per il prossimo 22 ottobre. Fra i militanti del Carroccio i toni si sono alzati. Il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti parla di guastatori in azione, mentre una parte dell'opposizione se la sta ghignando sotto ai baffi. Roma ha paura del risultato veneto e lombardo, taglia corto Ciambetti, e comunque non si spiega come mai il referendum validato dalla Corte Costituzionale non possa avere la medesima dignità delle altre consultazioni elettorali. Il medesimo inghippo riguarda anche il referendum in Lombardia, che però è già corsa ai ripari. Per la prima volta in Italia, nella regione guidata da Roberto Maroni, il voto del referendum sarà digitale. Maroni al meeting di Rimini ha annunciato che i computer usati per il referendum resteranno successivamente alle scuole, che se ne serviranno per la didattica. Torniamo alla cronaca adesso con la notte di lavoro da parte dei Vigili del Fuoco a San Bonifacio per mettere in sicurezza la zona, la strada dove ieri pomeriggio un'autocisterna si era rovesciata e si era incendiata. Hanno lavorato tutta la notte i Vigili del Fuoco e solo questa mattina hanno terminato le operazioni di rimozione e bonifica dell'autoarticolato cisterna. Il mezzo ieri sera si era scontrato contro una macchina finendo parzialmente in un fossato e prendendo fuoco. Le fiamme e il fumo denso erano visibili a chilometri di distanza. Nel grave incidente sono rimasti feriti sia l'automobilista che il camionista, riusciti però fortunatamente ad allontanarsi dai mezzi prima del rogo. Entrambi sono stati portati all'ospedale veronese per essere medicati. Sul posto in poco tempo sono arrivati diverse squadre dei Vigili del Fuoco. La strada provinciale nel tratto interessato è stata chiusa e rimarrà bloccata fino al completamento dei lavori di bonifica e ripristino del manto stradale. Sul posto per i rilievi di legge anche i carabinieri. E ieri sera altro incendio poco prima delle 22 lungo l'autostrada A31 tra Atene e Due Ville in direzione. C'è stato un piccolo problema tecnico, ma noi adesso andiamo avanti per parlare di un altro incidente, un incidente spettacolare, fortunatamente senza gravi conseguenze, stavolta a Padova.
Schianto tra due auto in via Franzanelle a Padova. L'impatto talmente violento ha fatto ribaltare una delle due vetture. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, le due auto si sono scontrate frontalmente e una si è rovesciata su un fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Padova che dopo alcuni concitati momenti hanno estratto una persona rimasta incastrata nella vettura. Il ferito è stato preso in cura dal personale del SUEM e portato in ospedale. Adesso a Vicenza con un blitz da parte dei carabinieri del nucleo antisofisticazione, i NAS. Scopriamo perché, ce lo dice al telefono la nostra Gabriella Basso. Gabriella. Sì, buongiorno da Vicenza, dove i carabinieri del NAS hanno sequestrato in città su ordine del giudice lo studio professionale di un dentista. Curava carie, metteva impianti, ma secondo quanto appurato dalle immagini non avrebbe titolo per farlo. O meglio, il professionista è sì in possesso di un titolo di laurea triennale, peccato però che sia stato conseguito in Portogallo e non riconosciuto in Italia, ed ecco perché non può esercitare nel nostro paese. Lo studio era già stato posto sotto sequestro, in quel caso si è trattato di sigilli probatori e sia il professionista che il direttore sanitario dello studio, un 32enne vicentino, erano stati iscritti nel registro degli indagati per esercizio abusivo della professione. Nel frattempo il professionista ha rinnovato la richiesta di riconoscimento del titolo di studio estero e ha individuato un nuovo direttore sanitario. I NAS però sono tornati nello studio e dopo aver appurato che le carte non erano ancora in regola e che il professionista aveva ripreso ad esercitare come se nulla fosse, hanno dovuto mettere di nuovo i sigilli allo studio. Per il professionista non resta ora che ricorrere al riesame per chiederne la restituzione. Da Vicenza per il momento è tutto, la linea torna allo studio. Grazie Gabriella Basso da Vicenza. Noi a Padova adesso per tornare a parlare di Don Contin, l'ex parroco della parrocchia di San Lazzaro, il cosiddetto prete Ott delle orge in sagrestia, un fascicolo trasmesso adesso al Vaticano e il processo canonico imminente, a breve quindi la chiusura anche dell'indagine penale per violenza e favoreggiamento. Ora sarà la Curia romana a decidere la dimissione dallo stato clericale di Don Contin, l'ex parroco di San Lazzaro, al centro di uno scandalo a luci rosse. Gli atti, compreso una relazione del vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, sono già stati trasmessi alla congregazione del clero, che ora dovrà prendere una decisione. Don Andrea Contin a febbraio, dopo la bufera che lo aveva travolto a seguito delle dichiarazioni di una donna che aveva raccontato di essere stata la sua amante, era stato sospeso a Divinis. Il 48enne prete, originario di Busiago di Campo San Martino, è indagato per violenza privata e favoreggiamento della prostituzione. Lui ha ammesso gli errori da uomo, spiegando di essere in cura, ma ha difeso il proprio operato da parroco. Don Contin dunque rifiuta le dimissioni e a breve la congregazione deciderà. Una sentenza che potrebbe essere veloce, visto che nel 2009 Papa Benedetto XVI aveva semplificato la procedura. Il provvedimento finale di tipo amministrativo non dovrà neppure essere firmato dal Papa per avere applicazione e non potrà essere impugnato in appello in caso di pronuncia sfavorevole. L'ex parroco di San Lazzaro attenderà il responso nella comunità di recupero in un luogo segreto. Don Roberto Cavazzana, l'altro prete finito nello scandalo 8, invece ha chiesto il perdono. A Treviso adesso con le immagini che fanno discutere, quelle giunteci da un telespettatore sulla presenza di topi alla Piani, il gioiello di Fondazione Cassamarca, la cittadella delle istituzioni. Immediata però la risposta di Fondazione Cassamarca, colpa, dicono, dei migranti che bivaccano la notte. Immagini che si commentano da sole, scattate da un nostro telespettatore stanco di spettacoli come questi che da qualche tempo si starebbero ripetendo alla Piani. Siamo nell'area delle istituzioni, in particolare a ridosso della questura, dove i topi a quanto pare trovano di che sfamarsi nei cestini dei giardinetti interni. Poi, probabilmente disturbato dall'insolito spettatore, il ratto ha preso la via verso l'esterno della costruzione. Oggi siamo andati a vedere qual è la situazione del complesso, considerato da Fondazione Cassamarca uno dei gioielli architettonici di Treviso. Innegabilmente tutto era a posto, cestini svuotati, piazza pulita e senza alcun tipo di spazzatura per terra, aiuole pulite e ordinate, sia all'esterno che nei sotterranei, esche per topi. Qualche appunto va fatto per le aree ecologiche, con alcuni bidoni pieni e lasciati aperti, anche se in realtà di commestibile per i topi anche qui c'è ben poco. Comunque un ulteriore intervento di deratizzazione viene assicurato dalla proprietà.
al di là delle fotografie, purtroppo i topi ci sono, credo, ovunque. Poi è certamente logico che bisognerà cercare di fare di tutto affinché questi topi spariscano, perché è ovvio che non è certamente una situazione che la Piani merita e chi ci vive meritino questo. Dopo dico anche che purtroppo con i bivacchi che ci sono stati, con la permissività che si è avuta di lasciare appunto i profughi dentro a dormire e fare altro, io credo che questa sia una situazione che debba assolutamente essere presa per mano. Per questo Fondazione Casamarca chiama in causa sindaco per i topi e questore per i migranti che bivaccano. Non siamo noi che possiamo mandare, diciamo, coloro che fanno la deratizzazione o che spostano i migranti. Non voglio accomunare le due cose, ma credo che siano le istituzioni, parto dal comune, per arrivare poi alla questura. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, tornando a Mestre, a Venezia, o meglio in terraferma a Mestre. Decoro e massima fruibilità è l'obiettivo per risistemare i cimiteri veneziani dopo i sopralluoghi del sindaco Brugnaro e dell'assessore Zaccariotto. 2.300.000 euro per la terraferma, 1 milione per il centro storico e le isole. Queste le cifre stanziate per il restauro dei cimiteri veneziani, dove nei giorni scorsi si sono recati per un sopralluogo l'assessore ai lavori pubblici insieme al sindaco Brugnaro. Abbiamo già iniziato con progetti importanti, però sappiamo anche ad esempio che a San Michele abbiamo consegnato adesso dei nuovi loculi, quindi la risposta è sempre garantita al cittadino. Anche qua con quello che è il patto per Venezia abbiamo portato a casa dei finanziamenti significativi che ci permetteranno proprio di programmare una serie di interventi che ci auguriamo possano aprire a tutti l'accesso ai loculi. Ogni realtà ha le sue problematiche, ma i cimiteri sono luoghi nei quali vanno garantiti il decoro, la frequentazione in sicurezza, l'accessibilità anche per le persone a ridotta mobilità e una manutenzione del verde pubblico e degli spazi comuni. L'obiettivo è di consentire la massima fruibilità delle aree già per i primi di novembre. Sono delle realtà molto grandi, penso al cimitero di Mestre, ma penso anche a San Michele, che purtroppo sono state molto trascurate negli anni e oggi richiedono una manutenzione impegnativa, soprattutto per quei cimiteri, ripeto, San Michele a Venezia e il centro di Mestre, che si trovano ad avere dei loculi interclusi. Quindi la grande sfida oggi è dare rispetto a questi luoghi. Una telenovela infinita, è così che si sta trasformando la vicenda del progetto che molti temono del mega centro commerciale a Due Carrare, a 2 passi dal tesoro del castello del Cataio. In queste settimane gli appelli reiterati a un referendum, attacchi che continuano su Facebook da parte di personaggi illustri come Vittorio Sgarbi, insomma, però tutto è ancora da decidere. Intanto la gente si chiede quale sarà il futuro del progetto. Da settimane sono diventati i guardiani del quartiere. I residenti di Borgo Peano devono combattere su più fronti contro una cementificazione che rischia di compromettere la particolarità di questa zona di Padova. Un angolo di verde e casette incastrato tra la ferrovia e la tangenziale, oltre al rischio del cavalcavia con vista sul cimitero Maggiore. I cittadini vogliono difendere questa via dal passaggio di una bretella della tangenziale. Sì, cerchiamo un incontro con il sindaco, anche perché noi che conosciamo bene il nostro quartiere, i nostri luoghi, la zona dell'ex Foro Boario, sappiamo bene cosa si potrebbe fare, quali sarebbero le proposte più sensate, quelle più di buon senso per trovare una soluzione alternativa. I residenti vogliono un colloquio diretto con il sindaco e non con i privati che devono costruire nella zona. Da Giordani chiedono di essere ascoltati perché loro che conoscono il quartiere avrebbero individuato un passaggio alternativo grazie ad una strada che attraverserebbe un'area dismessa, un tempo utilizzata da APS. Ci potrebbero essere degli spazi che potrebbero essere utilizzati come percorsi alternativi sia per
sia per quello di Via Piano che per quello del cimitero. Una strada che potrebbe risolvere un altro problema, quello del passaggio di auto e moto verso il teatro Geox di Via Australia. Chi passa per Via Piano infatti spesso non rispetta i residenti gettando bottiglie e cartacee, così gli abitanti propongono all'amministrazione di creare questo passaggio alternativo. Io vi ricordo che se avete un problema da risolvere, un disagio, un disservizio, lo potete fare chiamando Antenna, lo dico ad Antenna, la nostra rubrica, redazione@antena3.it per scrivere una mail e quindi descrivere qual è il problema, oppure 0422 023 0898, la segreteria telefonica dove lasciare il messaggio, oppure 351 175 5340 per un SMS o un WhatsApp. Siamo davvero in chiusura e vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia. Arriva l'anticiclone africano Polifemo che porterà bel tempo sul nostro paese ma soprattutto tanto caldo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto bel tempo soleggiato ovunque, salvo poche nubi sparse sui settori montuosi, ma saranno del tutto innocue. Diamo uno sguardo alle temperature che risultano essere in ulteriore aumento, con massime previste in media tra i 30 e i 36 gradi, minime attese tra 18 e 21 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Tanto sole e bel tempo ovunque anche qui, salvo qualche nube alta, ma sarà del tutto innocua. Temperature che risultano essere in aumento, con massime previste tra i 29 e i 33 gradi, valori minimi previsti tra 19 e 20 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Anche qui tanto sole e bel tempo su gran parte della nostra regione, salvo locali addensamenti e qualche breve rovescio sulle Alpi di confine. Clima caldo con temperature massime che risultano essere in ulteriore aumento, attese tra i 33 e i 37 gradi, minime tra 16 e 18 gradi circa. Il mare sarà generalmente quasi calmo, i venti deboli e sudorientali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci! Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia.